Qua sempre ci sono incidenti, sempre, ogni giorno. Io guardo ogni giorno qua, o non lasciano passare i pedonali, o fanno bici problema, o tra le macchine. Il barbiere di via Ciro di Pers smentisce i dati del comune secondo cui la nuova viabilità di via Cussignacco con immissione nella rotonda che separa le vie Ciconi, Tullio e De Rubeis avrebbe azzerato gli incidenti. Almeno in questa zona della città le cose sembrerebbero andare diversamente. Veramente, ieri mattina hanno fatto un incidente qua. Non succede così come succede qua. Un anno, una volta va bene un incidente, ma al mese 3 volte, 4 volte incidente non va bene. Intanto la segnaletica orizzontale per il nuovo senso di marcia di via Ciro di Perse è in fase di ultimazione. È stata disegnata la nuova segnaletica stradale che in realtà ha importanza soprattutto in queste frecce che danno la direzione del senso unico, perché rimane a senso unico questo tratto che è via Ciro di Pers, che sarà percorribile verso via della Vigna. Poi una volta arrivati in via della Vigna l'automobilista potrà svoltare a destra per tornare verso il centro oppure a sinistra per immettersi su via Tullio e poi rimarrà come prima l'impossibilità di passare da un senso di marcia all'altro di via Tullio per chi vorrebbe magari accorciare la strada per andare poi in via De Rubeis e tornare, per intenderci, alla rotonda qui davanti alla stazione di posta. Questa nuova modifica della viabilità, permettendo la svolta a destra da via Cussignacco per andare su via della Vigna, forse allenterà la pressione sulla rotonda e abbasserà il rischio di incidenti.